Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia di questa mattina. Parliamo di calcio. Palermo alle 16:15 in campo a Marassi contro la Sampdoria. Corini punta sul tridente titolare. Il servizio. Il Palermo fuori casa ha un altro passo, 13 punti conquistati su 15 a disposizione, un rollino da promozione diretta. In casa invece cambia tutto, il Palermo ha nette difficoltà. Ecco perché la partita di domani a Marassi contro la Sampdoria può rappresentare per il rosanero un punto di ripartenza dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Lecco. Ci saranno diversi cambiamenti di formazione rispetto alla gara con i Lombardi. Eugenio Corini ha qualche dubbio a centrocampo dove ci sono 4 giocatori per 3 maglie, mentre in attacco pensa al ritorno del tridente titolare. Sono 3 gli indisponibili, Koulibaly, Di Mariano e Vasic, mentre Buttera è tornato. Sampdoria che non sta attraversando un momento brillante. È vero che hanno perso le ultime 2 partite, però Colascoli hanno fatto una partita molto solida, pareggiando su un campo molto ostico, hanno battuto il Cosenza e noi sappiamo il valore del Cosenza, di quanto sia pericoloso fuori casa. Col Südtirol, una partita che anche quella l'ho vista, vincevano e stavano anche vincendo meritatamente, hanno preso un gol su un fallo laterale, ha fatto un grande gol Udogu, lì la partita si è un po' spezzata, sembrava che fosse un pareggio e hanno perso con un calcio di rigore nei minuti di recupero. Dunque ho visto una crescita da parte della Sampdoria, è vero che hanno perso in Coppa Italia a Salerno, ma fondamentalmente i giocatori di centrocampo e d'attacco che stanno giocando titolari li ha preservati in funzione di questa partita, hanno qualche defezione sulla linea difensiva. È una squadra che ha qualità, organizzazione, ha recuperato giocatori importanti perché comunque hai Vieira in mezzo al campo. Come dicevamo, si va verso il ritorno del tridente titolare. Brunori si riprende il centro dell'attacco, a destra torna Insigne, mentre sulla sinistra c'è ancora Di Francesco. Soleri e Mancuso vanno in panchina, pronti a subentrare. Adesso parliamo del Catania che dopo la vittoria contro il Brindisi cerca conferme sul campo del Potenza dove giocherà domani. Per il centrocampista rossoazzurro Rocca adesso bisogna ripartire con più leggerezza evitando gli errori del passato. Il servizio di Tonino De Mana. Archiviata la vittoria di Brindisi che di fatto ha puntellato la panchina di Tabiani, il Catania cerca ora conferme sul campo del Potenza contro una squadra che in casa sa farsi rispettare. Basti pensare che 13 dei 14 punti complessivi li ha ottenuti proprio al Viviani. Se la matematica non è un'opinione, numeri alla mano, non sarà certo una passeggiata per gli etnei che per questioni logistiche non sono rientrati in Sicilia spostandosi in ritiro dalla Puglia alla Basilicata. Catania in cerca di continuità e per farlo occorre una striscia utile di risultati che possa servire per recuperare posizioni in classifiche e per riaccendere l'entusiasmo dei tifosi. Michele Rocca, intervenuto in collegamento a corner, guarda avanti con fiducia. Secondo me questa è la strada giusta, cioè da una settimana che abbiamo cercato anche di cambiare atteggiamento, che è quello che in queste partite secondo me è mancato, perché le occasioni le abbiamo avute, le prestazioni le abbiamo anche fatte. È mancato forse un po' di cattiveria, errori sono stati fatti e ora stiamo cercando di mettere un punto a questo inizio di campionato per cercare di essere anche più liberi e tranquilli, come secondo me lo siamo stati in un inizio di campionato per troppo poco tempo. Di fronte ci sarà un Potenza che tra le mura amiche si trasforma. Sarà una partita diversa, quello appunto che è mancato in questo inizio di campionato è proprio un'identità, perché siamo stati troppo altalenanti soprattutto a livello di prestazione e quindi dobbiamo cercare di essere anche da un punto di vista magari mentale più liberi e più presuntuosi, che questo non vuol dire essere leziosi. E domenica il Catania ritrova il suo pubblico, 500 i biglietti già venduti per l'insidiosa trasferta di Potenza, un alleato in più per continuare a vincere. Il telegiornale finisce qui, prima di salutarvi vi ricordo che a seguire ci sarà la rassegna stampa curata oggi dal collega Marco Carli. L'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.